Ci troviamo di fronte a Palazzo Minucci De Carlo perché dal 15 maggio fino a settembre sarà visitabile una mostra dedicata a Lorenzo da Ponte, dal titolo Sulle orme di Lorenzo da Ponte. All'interno della mostra sono esposti dei documenti, libretti e anche appunto tutti gli scritti che riguardano questo personaggio di Ceneda. Noi adesso entriamo e andiamo a sentire un po' i protagonisti di questa mostra. Chi sapete che cos'è l'amor? Toglierete se ora nel cor. Professore, cosa l'ha colpita di più studiando la vita di Lorenzo da Ponte? Un elemento, un episodio che appunto l'hanno colpito e l'hanno poi portato a dedicare tutti questi anni della sua vita allo studio proprio di questa figura? Mi colpisse la sua integrità psicofisica fino agli ultimi giorni di vita. Guardate, è morto a 89 anni compiuti, una volta non c'erano niente neanche per un raffreddore, e lui ha scritto lettere fino agli ultimi giorni di vita. Quindi praticamente mi colpisse la sua integrità psicofisica durante tutta la vita, la sua attività straordinaria, un uomo che è andato in America, aveva già 56 anni, che ha iniziato una nuova vita. Dopo delle vicissitudini avute vicino a Filadelfia, è tornato a New York a 70 anni e ha ricominciato la vita di nuovo. Quindi ha tutta una vita particolare, insomma. Anche perché ogni tanto cambiava posto, perché da Venezia, poi è andato a Vienna, poi è andato a Londra, poi qua, poi là. Lorenzo da Ponte può essere considerato in qualche modo un po' un cervello in fuga, nel senso che ha portato il suo sapere e le sue conoscenze all'estero, quindi fuggendo dall'Italia? Praticamente lui aveva infranto delle regole, ma soprattutto la Serenissima era gelosa, era un regime che stava in piedi solo con coercizioni nei confronti degli intellettuali, nei confronti di una classe anche oligarchica, di una parte della classe che voleva riformare il paese e le istituzioni. Ma Venezia aveva capito che se riformava qualcosa crollava il sistema, come è crollato con un colpo che le ha dato Napoleone. E chi osava contrapporsi a questo naturalmente veniva con una scusa o con l'altra messo al bando. E quindi ha dovuto abbandonare Venezia per questo, perché doveva subire un processo che lo avrebbe certamente condannato. Lui praticamente dall'Italia è uscito a 40 anni e non è più tornato. Quindi lui ha continuato, poi ad esempio le opere con Mozart le ha fatte a Vienna. Pochi in Italia sapevano, ma poi Mozart, guardate che al suo tempo non era valutato un grande artista. Però l'incontro di due geni è straordinario, perché sono due geni. Non a caso sono le uniche opere del Settecento che riempiono sempre i teatri. Guardate, io ho visto altre opere da Ponte con musicisti tipo Salieri, tipo Martini Soler e così, ma sono anche noiose. Invece le opere da Ponte con Mozart sono di una umanità come Don Giovanni, come nelle note di Figaro. E professore, un'ultima domanda, perché visitare questa mostra? Ma credo che parli da sé la mostra, eh. È la prima volta che c'è una mostra su Lorenzo da Ponte nella sua città natale con un vasto materiale da librario, quindi penso che meriti, in una straordinaria cornice di questo palazzo, quindi penso che meriti. Cosa rappresenta Lorenzo da Ponte per la città di Vittorio? Beh, innanzitutto è una riscoperta, perché sapevamo che era di un cenedese di valore, però è una riscoperta soprattutto perché era poco conosciuto come personaggio e le sue valenze erano mal ricordate. Era passato più che altro per uno strano personaggio, magari anche sulle sue vicende ecclesiastiche, alcuni suoi comportamenti riferiti non lo hanno dipinto molto bene. Questa riscoperta invece lo mette nella giusta luce e ne stiamo riscoprendo anche noi in Italia e noi vittoriesi il valore. Dopodiché diciamo così che in questa fase storica in cui abbiamo preso maggior coscienza di noi stessi con il riconoscimento UNESCO,
È chiaro che andiamo a rispolverare un pochettino tutte quelle che sono le nostre peculiarità, i nostri valori, anche quelli più nascosti come certi personaggi importanti, tra i quali primeggia questo Lorenzo da Ponte. E quindi è una grande importanza per noi l'avvio di questa cosa, e merito ne va all'assessore Uliana che produsse l'idea, e grazie al nostro professor Zagonello ho potuto anche portarla a compimento. Ci sono anche dei contatti in corso fra il professor Zagonello e il comune di Portogruaro, perché il professor Zagonello diceva che il nostro Lorenzo insegnò anche presso il seminario di Portogruaro, e quindi è possibile che la mostra, quando finiremo di tenerla qua in città, possa anche passare a Portogruaro. Ci sono i contatti in corso, quindi è un inizio di un percorso. Beh, direi che sì, decisamente l'inizio di un bel percorso, e sicuramente è motivo di grande orgoglio per non solo Vittorio, ma credo anche per tutto poi il nostro territorio, perché alla fine abbiamo ricevuto certo la nomina UNESCO per il nostro vino, per il nostro prosecco, ma chiaramente abbiamo anche un territorio che da un punto di vista artistico e culturale credo appunto ci sia tantissimo da scoprire, come poi questo palazzo dove ci troviamo adesso, che ha una grande storia, e quindi insomma quando le persone verranno qua per visitare la mostra avranno l'occasione di visitare anche questo bellissimo palazzo. Certamente sì, proprio in questi periodi qua mi sto trovando molto spesso con gli altri sindaci degli altri comuni della zona riconosciuta Patrimonio dell'Umanità, e la collaborazione che una volta era dichiarata più che esercitata, adesso si comincia ad esercitare, perché ci stiamo rendendo appunto conto dell'interesse del territorio con ogni angolo che può dare qualcosa. Chiaramente questo palazzo farà già la sua parte. Sembra di capire che è un po' il punto di partenza per una stagione comunque estiva dedicata al turismo, dedicata alla cultura un po' della città. Riapriamo con questa straordinaria figura del nostro concittadino Lorenzo da Ponte, ambasciatore della cultura italiana nel mondo, e presenza fondamentale a Vittorio Veneto, perché testimonia come questo aspetto della Vittorio Veneto legata alla musica, alla tradizione della musica che noi portiamo avanti con Vittorio Veneto città della musica, affondi proprio le sue radici in quel periodo, nel periodo di Da Ponte. E appunto noi continueremo ad avere durante il periodo estivo a presentare una serie di concerti per la città e non solo, anche per i turisti che vorranno venire qui, prevalentemente all'aperto. E poi a settembre avremo il concorso internazionale di violino Città di Vittorio Veneto, che riparte in chiave nuova, e il concorso corale. Quindi sì, un inizio che ci fa sperare in una continuazione di eventi importanti, interessanti, che caratterizzeranno fortemente la Vittorio Veneto città della musica. L'inaugurazione della mostra è stata impreziosita da un concerto con le opere più famose scritte dal noto librettista, ed è stata l'occasione per rialzare il sipario del teatro che porta il nome di Da Ponte, dopo oltre 1 anno e mezzo di inattività. Susanna pian pian, Susanna pian pian, Susanna pian pian, pian pian, pian pian, pian pian, pian. La mostra, organizzata dal Comune di Vittorio Veneto e gestita dalla Proloco di Vittorio Veneto, è stata cofinanziata dall'OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica, Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano. Presidente, ci può dire magari un po' brevemente qual è stato il ruolo della Proloco nell'organizzazione di questo bellissimo evento, di questa mostra? Voglio sottolineare il fatto che la Proloco di Vittorio Veneto è legata all'amministrazione comunale per quanto riguarda il turismo, quindi abbiamo tutti e due lo stesso obiettivo. E il fatto che l'amministrazione ci abbia chiesto di collaborare all'organizzazione di questa mostra sul Da Ponte ci ha effettivamente interessato, perché
finalmente potevamo avere una boccata di cultura, perché da troppo tempo eravamo fermi. E noi, per quanto riguarda l'organizzazione, abbiamo durante queste giornate da pontiane organizzato 5 weekend, gli ultimi 2 sabato di maggio e i primi 3 di giugno. Verranno organizzate delle visite guidate, partendo il pomeriggio alle 15:30 dalla piazza di Serravalle, da piazza Flaminio, e a gruppi ci saranno la visita di Serravalle, la visita guidata della mostra sul Da Ponte che si tiene a Palazzo Minucci De Carlo, e successivamente un aperitivo in musica organizzato dalla Scuola Corelli di Vittorio Veneto. Una cosa che sicuramente interessa, perché abbiamo già notevoli parecchie iscrizioni, e mi auguro che sia i vittoriesi che i non vittoriesi apprezzino quello che stiamo facendo. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetta dolcina d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetta dolcina d'amor. Finisce qui il nostro viaggio all'interno della mostra sulle orme di Lorenzo da Ponte. Vi ricordo che per visitarla sarà possibile farlo solamente durante i sabati e le domeniche e su prenotazione. Mi raccomando, venite perché è da non perdere. Alla gloria